Ragazzi, un momento di attenzione soltanto e dopo vi lascio vedere il video. Volevo soltanto dirvi che qui su YouTube più del 93% di voi vede i miei video ma non è iscritto al canale. Guardate un po'. Quindi vi chiedo solo di iscrivervi, dura il tempo di un click, è gratuito, mi fate un gran favore e continuerete a vedere i miei video con uno spirito in più. Buona visione! Secondo la mia idea di andare al santo a piedi dovevo passare per Prato della Valle, la seconda piazza più grande d'Europa. Ci siamo quasi, stiamo per svoltare a destra e Prato della Valle, poi a destra l'arrivo Rodo to Santo. Ma guardate dove siamo, tutto a piedi ragazzi, tutto a piedi, tutto a piedi. La seconda piazza più grande d'Europa, ce l'abbiamo solo noi, Padova, Prato della Valle. Immenso. Fontana di Prato della Valle, magnifica giornata, zero nubi in cielo e quella ragazzi è l'ultima curva perché dopo è tutta dritta verso Basilica di Sant'Antonio. Adesso li portiamo. Ultima curva, vi portiamo con noi, incredibile, sono emozionato ragazzi. Dai, adesso c'è l'ultimissima curva, dai che andiamo, scolliniamo e vediamo il santo, dai. Io ho dovuto prendere sali minerali perché è l'una e fa veramente caldo. Ultimissima curva. Questo è il Palazzo delle Generali. E ci siamo. Eccolo, siamo arrivati, 5 ore e mezza di camminata ragazzi, incredibile. Cosa dici Manu? Quali sono le tue sensazioni? Ho tanto male alla caviglia destra, vi parlerò in un video di osteocondrosi. Ho la vescica sul piede sinistro scoppiata, però sono veramente emozionato, euforico e ci siamo. Qual è la Basilica di Sant'Antonio? Ci siamo, 5 ore e mezza di camminata, 5 ore e mezza. Eccola, l'impresa è riuscita, manca 100 metri ma l'impresa è riuscita. Basilica del Santo, Rodo to Santo. Beh, ce l'abbiamo fatta. Dai, ce l'abbiamo fatta, anche questa è conquistata. Ma dici che ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, sono le 13:25. Adesso andiamo a mangiare. Ci vedi, adesso andiamo a rifocillarsi. Ragazzi, ho portato a termine l'impresa dopo 5 ore di camminata, finalmente ce l'ho fatta. Un giorno la farò di corsa, l'ho promesso, caviglia permettendo. Questa sera il video e Rodo to Santo, Sant'Antonio fatta. Ciao! Oh. Ce l'abbiamo fatta, sì. Ciao a tutti, sì, dall'ospedale a Sant'Antonio di Padova, sempre Sant'Antonio si tratta, siamo vivi. Siamo vivi, abbiamo fatto il cammino di Sant'Antonio. Sono un po' viola, dai. Poveri, sì, sì. Bene, io direi che se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace. Iscriviti al canale, condividi il video con qualche tuo amico, amica che come te è amante di imprese epiche e ci vediamo al prossimo video. Dai che andiamo! Ma vi siete mai chiesti quanto vale un uomo? Un uomo vale quanto la sua parola, ciò che dice e ciò che promette. Nella sua parola stanno iscritte le sue ambizioni, i suoi sogni. Nonostante siano passati 3 anni e mezzo da quella promessa che, se passo statistica, vado al santo a piedi, eccomi qui, armato di coraggio e forza di volontà, per camminare più di 5 ore sotto il sole cocente di giugno, appunto per mantenere la mia promessa che, se passo statistica, vado da casa mia alla Basilica di Sant'Antonio a piedi. Non importa quanto tempo ci si possa impiegare per raggiungere la meta, ciò che conta è trasformare le proprie parole in fatti concreti. Anche se avete detto qualcosa in passato per farlo in futuro, fatelo. Provarci con quella ragazza che vi piace, mettersi a dieta, cercare un lavoro, anche se è difficile, lo ammetto, fare un viaggio
o iniziare uno sport. E ricordatevi una cosa, non si è mai troppo vecchi per iniziare. Si diventa vecchi quando si smette di sognare. Sognate sempre. Quindi, se la miniserie da casa alla Basilica di Sant'Antonio a piedi ti è piaciuta, lascia un bel like. Ti ricordo di iscriverti al mio canale perché più del 90% di voi guarda i miei video senza essere iscritto. A me farebbe molto piacere di avervi iscritti al mio canale. Ricordo che è gratuito, non c'è nessuna spesa da parte vostra, non preoccupatevi. Per finire, un saluto da Manuel Cosimo Muglia, Johnny 3, Daiken Demo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!